La Cimbali, nuova macchina per caffè espresso. Facile da usare. La Cimbali, un caffè, un cappuccio, buoni come al bar. La Cimbali, piccola che sta ovunque. La Cimbali, garanzia dell'esperienza. Te la do io la cura. Vai! Fermi per piacere! Fermi! Ragno, la buona lana che va. Ora c'è per la serie. Cosa c'è? Ragno, la buona lana. Per la serie, te la do io la cura, parleremo, prima, ora, scusate un po', guarda un po' che fisico che... Per la cura parleremo di come curarsi bene il fisico. Oggi c'è questa paranoia un po' del fisico, di essere perfetti, è giusto? Fate così con la testa. Perché io faccio delle domande, è giusto? E c'è uno, sì è giusto, ma non te lo dico neanche se mi ammazzi. C'è questa, tutti adesso fanno jogging, corrono. Tutti che fanno perché i medici hanno detto che, quasi tutti almeno, hanno detto che il jogging, la corsa, fa bene nel senso che previene l'infarto. Cioè te lo fa venire prima, perché c'è gente che corre, gli impiegati alle 6 del mattino. L'hai mai visti? Tutti impiegati che corrono dietro un autobus con lo scappamento qua. Arrivano in ufficio, guarda che fisico, e svengono sulla scrivania. Ma no, c'è questo, la corsa è bella. Tutti fanno corsa. Anche nell'ora, così in 10 minuti, quando hai tempo, invece di mangiare, prendi un panino e corri con tutto il tonno, fagiolini che ti cadono da tutte le palle. Dite che corre in tutte le situazioni, perché fa bene la corsa, fa bene. E sapete a chi fa meglio la corsa? Ai cani che ti vengono dietro quando corri, perché come corri c'è subito uno che ti morsica un polpaccio. I cani snelli e tu sempre più grasso e senza polpaccio. Poi ci sono quelli che diventano matti perché diventano matti per il loro fisico, e sono quelli che hanno il fisico da culturisti, no? Che hanno quel fisico da disgraziati proprio, perché hanno dei meloni qua, delle angurie, dei kiwi. Sai, quelli che si guardano, perché guardate che quelli lì sono quelli fissati, che se tu vai lì a uno di questi culturisti e gli dici, senti imbecille, hai ragione, se però vai lì e gli dici, mi sembra che quel tricipite sia scarso, cosa hai detto? E ti rovinano. Poi sono sempre, sai, si guardano, le camicie. Penso al dramma che ha questa gente qua. Le camicie dove le comprano? Perché hanno 50 di braccio, 60 di polso, perché hanno le camicie, hanno gli stessi problemi dell'incredibile Hulk, quello che le strappava. I polsi, sai che i culturisti hanno dei polsi il triplo dei miei, quindi trovare un orologio diventano matti. Invece di un orologio si mettono dei cucù. Sai, dei cucù al polso. No, cucù, l'ho visto io! Uno che al polso aveva questo cucù e quando arrivava l'ora usciva sto uccellino e diceva cucù, anche lui grosso. Poi in casa ci sono quelli che si allenano in casa con molle, sai, fanno i piegamenti in casa dal letto, si mettono le gambe sotto il letto, poi fanno la ciclette. La ciclette, chi ce l'ha in casa la ciclette? La ciclette la usi 2 giorni a pedalare e poi diventa un attaccapanni e ci metti la roba perché non la usi più, diventi matto. Quelli che sono fissati in casa, che si allenano a tutti gli sport, a tennis, l'hai mai visto? In casa, nel tinello, con la pallina, e buttano giù un lampadario. Delle cose pazzesche. Poi ci sono anche delle cose tecniche che aiutano molto il fisico, tipo i letti, quelli con la vibrazione. Sapete, ci sono i letti che vibrano, che tu dormi così, va benissimo, solo che al mattino prendere il caffè diventa un dilemma perché te lo rovesci da tutte le parti. E poi adesso ci sono le donne culturiste. Io ho visto dei servizi, donne culturiste che anche loro piene di nodi, hanno 4 seni, non 2.
usano quei reggiseni Chris Crocs di latta, sai, di lattone, perché vanno dall'idraulico a farsi vedere. Poi ci sono delle cose incredibili. C'è una ginnastica che arriva dall'America, che è una ginnastica autogena che si fa da fermi. Sai quella che da fermi spingi e indurisci qua? E c'è gente che lo fa davanti alla televisione. Seduti vedi che stanno forzando sui braccioli, no? Allora se li vedi, vedi ma che trasmissione stanno vedendo? Li vedi così falqui, basta la parola, non so, li vedi tutti stravolti. E allora c'è gente che per avere il fisico perfetto, ricorre alla chirurgia, quelli che si fanno tirare, vediamo in America, sono tutti tirati, tutti con le graffette qua che si fanno nolli, si scioglie la faccia. Perché togliere in fondo le rughe? Le rughe sono il nostro passato. In America vedi delle facce tutte perfette, che senza età. La rughina è bella perché è una tua cosa, del tuo passato che è lì, che si vede. Perché toglierla? In America sono tutti tirati. Reagan si è fatto tanti di quei che qui non ha i capelli, c'ha la pelle, c'ha una polpetta in testa. C'è una polpetta. E non solo le persone, ve lo giuro, non solo le persone si fanno tirare. In America esiste, arriverà anche in Italia tra un po', la clinica di bellezza per cani. Per cani, tu hai un bulldog di quelli uffici, la porti dentro e esci con un levriero bello perfetto e te lo porti. Aia, è finita anche questa breve lezione. Traiamo la massima da Ugo, la bocca della verità, la massima di questa volta, se riesco perché me l'hanno messa proprio, se l'è succhiata tutta. Chi va piano viene morsicato da un alano. Ciao a tutti, grazie. E mi raccomando, guarda qua. Panna, frullati, passati, maionese, brown mini pimer alla velocità giusta per ogni cosa. Scelgo la velocità e una bella maionese non è più un problema. Visto? Brown Mini Pimer, il tuo aiutante di cucina. Loro si divertono e intanto bevono tanta salute, proprio fino in fondo, con Brown Citromatic. Citromatic è facile da pulire come da usare. Ecco fatto. Brown Citromatic, una fontana di salute.